Allora, intanto volevo esprimere la mia soddisfazione per l'emanazione da parte della Regione delle linee guida che annunciate ieri in conferenza stampa, che supporteranno sicuramente le esigenze delle famiglie, ma anche in qualche maniera gli ambulatori dei pediatri che sono in forte pressione e anche le scuole, cosa che noi tra l'altro avevamo proposto lo scorso mese, in settembre. La mia interrogazione invece si focalizza su quello che sono l'argomento dei test rapidi. Abbiamo letto della richiesta di alcuni pediatri, ancora il mese scorso, di poter disporre di test antigenici rapidi validati per poter in qualche maniera favorire uno screening e una diagnosi tempestiva. Appreso dall'11 ottobre a mezzo stampa che il Dipartimento di Prevenzione, quello di Pordenone, in grave sofferenza, rischia a breve di non riuscire più a garantire l'effettuazione di tamponi e i sopralluoghi nelle aree più a rischio come le scuole, richiamato le numerose segnalazioni di genitori costretti a tenere a casa i propri figli per settimane nell'attesa di poter effettuare e conoscere l'esito dei tamponi, ricordato che negli scorsi giorni la SUGI ha effettuato più di 600 test rapidi ai partecipanti, ai velisti che avevano partecipato alla Barcolana, e tra l'altro da loro dichiarazioni riferiscono che tutto è stato condotto con la massima velocità, nel giro di mezz'ora abbiamo concluso tutto, per cui fila, esito. Tra l'altro non si sa, circa 15-20 operatori credo che sono stati impiegati per testare i velisti siano stati impiegati in orario di servizio o meno. Richiamata la DGR 1369 del 2020, in cui si ricorda una lettera inviata dal Ministro con cui si richiamava il termine ultimo del 7 di settembre per l'invio del programma operativo che, lo ricordo, consente di accedere a quelle che sono coperture degli oneri legati all'emergenza Covid e quindi anche per la sessione di personale. Si interroga la Giunta regionale per conoscere se e in quanto tempo i test rapidi potranno essere usati dai pediatri e dai medici di medicina generale, se oggi i dipartimenti di prevenzione e i distretti impiegati per il test hanno un numero di personale sufficiente a quello che è il fabbisogno, se e come sono state reclutate le risorse impiegate per la Barcolana e, in ultimo, se il programma operativo in premessa è stato approvato dal Ministero. Grazie. Grazie, consigliere Ussai. Prego, professore Riccardi. Allora, io non mi interessa fare la polemica col governo, caro Ussai. Però se mi tiri dentro la polemica col governo e cerchi di accusare la Regione di inefficienze, allora qualcuno mi deve spiegare come il 7 di settembre si poteva fare un piano operativo che vedeva l'applicabilità dei test rapidi quando soltanto qualche giorno fa il governo, il ministro Speranza, ha validato questi test rapidi, perché tutto ruota attorno a questa storia. Non entro neanche nel merito del protocollo dell'Azzolina, perché se devo entrare dentro il merito del protocollo dell'Azzolina non ne veniamo più fuori. La Barcolana ha fatto un'operazione dove i test rapidi se li ha comprati, anzi gliel'ha regalati l'azienda che realizza queste cose. Noi ci siamo mossi autonomamente, non avendo ancora la validazione, in una procedura di gara che ha prodotto esiti positivi, quindi noi avremo a disposizione questi 40.000 test. Io aspetto, mi auguro che avvenga, che la manifestazione di interesse della gestione commissariale gestita dal commissario Arcuri riesca ad avere un esito positivo e ci consenta di avere migliaia e migliaia e migliaia di test per consentire di fare questa operazione anche con l'aiuto dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, i quali, ricordo, non è che sono tutti d'accordo di fare questa operazione. Quindi stamattina io sono stato a Cividale, è stato aperto un punto per i tamponi, è stata un'operazione non solo positiva ma anche possibile perché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta si sono messi a disposizione per fare questo lavoro. Però una parte di questi non è assolutamente d'accordo di farlo, quindi non è che noi possiamo violentare, noi stiamo organizzando tutto questo lavoro nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti, nel rispetto di quelle che sono le disposizioni
dei sistemi informativi possibili. Abbiamo destinato al sistema scolastico e credo sia, mi scusi consigliere Usai, irrispettoso nei confronti di tutti gli sforzi che tutti quanti stiamo cercando di fare nel migliore dei modi, sentirsi dire se i ragazzi per avere il test rapido devono andare alla Barcolana, perché questa è una battuta ingenerosa, gratuita, fuori luogo, perché credo che qui tutti quanti stiamo cercando insieme di uscire fuori da questa situazione. E per me sarebbe facile tirare fuori qualche protocollo che mi arriva da Roma. No, non l'ho mai fatto e non intendo farlo, perché penso che tutti quanti insieme stiamo cercando di trovare le soluzioni possibili a sostenere questo momento di difficoltà. Allora, se vogliamo stringerci tutti a risolvere i problemi, questa è una direzione. Se vogliamo fare la polemica, lei continui a fare la polemica, io non ho tempo di correre dietro alle sue polemiche. Grazie Assessore, prego consigliere Grazie Usai. Assessore, naturalmente non sono soddisfatto. Al di là del tono del titolo di questa interrogazione, questo non vuole essere una polemica, voleva essere, se legge le mie richieste, una necessità di conoscere la situazione rispetto ai tamponi rapidi. Lei in difficoltà evidentemente richiama la Ministra Azzolina perché non sa cosa rispondere e quindi non mi ha risposto a nessuna delle domande che io avevo fatto. Naturalmente serve un accordo con i pediatri e i medici in generale, perché l'abbiamo visto in altre regioni, come in Veneto, come nel Lazio, non sono tutti d'accordo, l'ha detto lei, per cui io mi aspettavo che lei mi dicesse a che punto è l'accordo, perché non vogliono fare i medici pediatri e i medici in generale che non vogliono in qualche maniera dare una mano a fare i test rapidi. Se c'erano altre postazioni, magari non gli studi di medici, dove fare i test rapici, qual era il punto su questo protocollo? Lei su questo non mi ha risposto. Sulla carenza di personale non mi ha risposto. Sul piano operativo, che le ricordo che il decreto è di marzo, il Veneto l'ha fatto a giugno, noi abbiamo fatto una delibera sull'approvazione preliminare del piano dell'assistenza territoriale l'11 settembre, dicendo che entro il 7 settembre dovevamo fare il piano operativo, mentre il piano operativo, secondo almeno la Regione, recepisce il piano ospedaliero e il piano per assistenza territoriale che è stato fatto dopo. Per cui su questo non mi ha risposto. Ricordo che questo piano serve per accedere agli oneri legati all'emergenza Covid, per cui sarebbe interessante capire, anche se lei non mi ha risposto. Per cui nessuna polemica, volontà di sapere cosa è successo, e con questa interrogazione ho voluto dar voce alle molte famiglie che hanno per settimane i figli a casa e che non riescono, magari anche se magari guariscono, stanno bene, a portarli a scuola perché c'era fila per fare i test, e anche agli operatori sanitari che, visto che si sono trovati 15-20 operatori per il test a Barcolana, evidentemente chiedono legittimamente di avere anche lo stesso personale per testare i bambini delle scuole. Grazie.